al Senato della Repubblica Italiana, grazie per essere qui con noi. Abbiamo con noi oggi una rappresentanza degli amministratori della provincia di Padova che ringrazio qui con noi, una rappresentanza poi importante del mondo diciamo così, dei produttori del consorzio Veneto DOP, che poi qui al mio fianco ho, che vi presenterò fra qualche minuto, il Presidente e gli altri. Quindi abbiamo per festeggiare i 50 anni del Consorzio Prosciutto Veneto DOP, credo che abbiamo una vasta rappresentanza importante del nostro territorio padovano da una parte, però vicentino e veronese dall'altra, e credo che questo sia una considerazione importante. Mi fa molto piacere oggi presentare e festeggiare i 50 anni proprio qui al Senato, perché credo che i nostri prodotti siano prodotti di qualità e abbiano la forza e la capacità di potersi far conoscere anche al di fuori dei nostri territori. E credo che una presentazione qui in uno degli organi costituzionali importanti a livello nazionale sia un aspetto veramente altrettanto importante per farli conoscere a livello chiaramente nazionale e non solo, anche oltre, ma anche e soprattutto per riconoscere un lavoro fatto in questi 50 anni da tutto questo settore dell'agroalimentare importante. Ecco, credo che questa sia una delle considerazioni, quindi ringrazio prima di tutto il Presidente Attilio Fontana del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP, Gianluca Dall'Aglio, Vicepresidente di Confartigianato Padova, Franco Conzato, Direttore del Venix Promex, e non per ultimo Giampaolo Lovato, che è il neosindaco di Montagnana, che saluto per essere qui con noi, che è stata un po' anche, diciamo, storicamente e non solo la capitale, diciamo, della nascita di questo consorzio del Prosciutto Veneto DOP. Con lui saluto, che purtroppo ha avuto un impegno urgente questa mattina, Fabio Bui, che non può essere qui con noi oggi, ma siccome era previsto nell'organizzazione il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo nell'intervento di oggi pomeriggio al convegno, darà questa mattina anche lui i saluti del presidente della provincia. Ecco, io ho fatto così una serie di una piccola presentazione veloce proprio per dare anche così un po' l'insieme di questi 50 anni, proprio partendo da un'introduzione che c'è già qui dietro di me, è appunto 50 anni del Consorzio di tutela del prosciutto Veneto DOP, è nato infatti il 10 giugno del 71 a Montagnana, e lo vediamo proprio nelle mura storiche che tutti noi conosciamo della città murata, proprio come lo era. Poi il nome è cambiato negli anni. Abbiamo avuto ieri già una bella discussione con il Presidente, proprio perché come tutte le cose si evolvono. Ecco, oggi è il prosciutto Veneto DOP, ma con alcuni amici qualche giorno fa vedo il sindaco qui con noi di Grantorto, anche lui neosindaco, vedo il sindaco di Carmignano, anche lui neosindaco, vedo molti altri sindaci che non sono neosindaci, ma sono già sindaci da qualche tempo, assessori e consiglieri comunali, che saluto tutti. Però ecco, mi diceva: ma dove vado di solito in un ristorante del Campo San Pierese, mi dicono che questo non è il prosciutto di Montagnana, è un'altra cosa, quindi non andarci perché sono due cose diverse. E ho detto no, guarda che il prosciutto Veneto DOP parte come nome da quel contesto storico di 50 anni fa, e raggiungiamo oggi con prodotto con un nome ben chiaro per poterlo far conoscere al mondo, all'Italia e al mondo e a tutti i produttori. Quindi prosciutto Veneto DOP parte da questo presupposto, è vero, parte in quegli anni da Montagnana, ma come tutte le cose si sono evolute. La storia del consorzio nasce con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di tutela dell'81, la 628 appunto, e proprio da questo aspetto nasce con 15 comuni che sono tra il Padovano
e il vicentino e il veronese. Li cito perché è giusto citarli: Montagnana, Saletto, Ospedaletto, Euganeo, Este Baone, Cinto, Lozzo, Noventa, Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Origiano, Colonia Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Poiana Maggiore, Albettone, Barbarano e Villaga. E credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali. È chiaramente un consorzio che ha i legami forti con il territorio, credo che questo non ci sia dubbio, nasce proprio da questo e nasce proprio da quello che può essere un'eccellenza che va tra gli aspetti paesaggistici e ambientali dei nostri colli, i colli iberici e i colli euganei. Credo che questo sia anche la posizione strategica per cui la bontà di questo prosciutto è riconosciuta, credo ormai in maniera precisa, bontà importante che noi abbiamo. Le funzioni del consorzio è quella della valorizzazione, promozione e tutela dei prodotti. Io vorrei dire che il consorzio è il guardiano della qualità del prodotto agroalimentare. Credo che questo sia aspetto. E guardate, nasce, come nella storia tante volte fa, una curiosità: il primo presidente del consorzio è stato il senatore Fernando De Marzi, che era allora il sottosegretario all'industria col governo Rumor. Quindi anche questo fa parte di una storia, di una cultura delle nostre terre, rispetto all'attenzione che c'era, questo lo aggiungo io, che c'era storicamente con il mondo della terra, della nostra terra, il mondo agricolo, agroalimentare, e chi aveva funzioni di governo a livello chiaramente regionale, nel caso specifico nazionale. Credo che questo era proprio un connubio importante. Abbiamo tra l'altro con noi anche il presidente della Coldiretti Padova, Massimo Bressan, che darà anche lui il suo saluto oggi al convegno col Ministro. Le aziende che producono oggi il prosciutto Veneto DOP sono 10 e credo che qui ci sono segnati anche tutti i marchi di queste aziende, che ringrazio perché oggi, se noi siamo qui a festeggiare i 50 anni e poi faremo anche tutto il percorso, è anche grazie a loro, la loro attenzione, il loro prodotto che in questi anni con duro lavoro sono riusciti a raggiungere qualità e modalità veramente importanti ed enormi. Come dicevo, oggi pomeriggio abbiamo il convegno con il Ministro, appunto in sala capitolare del chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, proprio per quanto riguarda la cultura della qualità del prosciutto DOP. Ci sono un po' di temi, alcuni di grande opportunità come quella del recovery, ma lo citeremo oggi, con 6,8 miliardi in questo settore. Abbiamo un grosso problema per quanto riguarda il sistema di etichettatura e il dibattito che oggi si sta avendo in Europa col Nutri-Score, e questo lo andremo anche qui a evidenziare oggi pomeriggio. E poi l'impegno dei consorzi nel cosiddetto Green Deal. Anche questo è un concetto di sostenibilità importante che oggi, ma credo che il nostro consorzio su questo abbia tutte le caratteristiche per già essere in un percorso già definito. Quindi io ho fatto questa breve presentazione proprio per dare anche un'impostazione per la giornata di oggi, ringraziandovi ancora per essere qui con noi. E quindi direi subito di dare la parola al sindaco di Montagnana, Giampaolo Lovato, per portare il suo saluto. Prego Giampaolo, se vuoi da qui o se vuoi dal podio, come vuoi tu. Anche da qua? Decidi. A te, Giampaolo Lovato. Grazie. Allora, tanto buongiorno e grazie per avermi invitato. È da un mese che sono nuovo sindaco di Montagnana. E ringrazio tutti intanto per l'ospitalità, per la premura, per la gentilezza con cui ci avete accolti. Mi sento di rappresentare i sindaci del Padovano, del Vicentino e del Veronese qui presenti. La sede del prosciutto DOP Veneto è nella mia cittadina. Montagnana è una città medievale completamente cinta di mura, è ricca di storia e cultura. Ma sono qui soprattutto per ringraziare gli imprenditori presenti, che hanno avuto la lungimiranza di federarsi, di mettersi assieme, di ottenere il DOP, di tutelare, di rendere più visibile questo prodotto eccezionale. Quindi
non mi resta altro da dirvi di venire dalle nostre parti a degustare questo prosciutto crudo, a deliziare gli occhi con le nostre mura, le nostre ville palladiane, i nostri paesaggi che spaziano dalla pianura ai colli iberici e ai colli ugani. E come si dice in giro, venite da noi, non come visitatori, ma come amici, che vi sicuro vi accoglieremo a braccia aperte come tali. Grazie. Grazie, grazie Giampaolo. Adesso, come dicevo, purtroppo questa mattina ha avuto un problema di natura amministrativa il Presidente della provincia, quindi è dovuto partire col treno questa mattina, non può essere con noi, però abbiamo con noi il Vicepresidente che direi di raggiungerci al podio per un saluto. Grazie. Vincenzo Gottardo. Vincenzo, scusa, devi mettere se ti levi la mascherina. Tengo la mascherina. Metti questo e dopo lo levi e te lo porti via. Un po' più complicato, ma Se riesco a aprirlo, non so se ce la faccio anch'io, però. Eccola quando. Perfetto. adesso andiamo alla parte 2. Vai. Un po' di pazienza, Bene. Buongiorno a tutti, buongiorno agli amministratori, grazie per questo invito e per questa giornata al Senatore De Poli. Io penso che sia un grandissimo, un onore per me sicuramente rappresentare i 102 comuni della provincia di Padova, e una parte di questi comuni è anche oggi rappresentata dai loro primi cittadini, che ringrazio. Ringrazio il sindaco di Montagnana, Paolo Lovato. Vi ringrazio perché esserci oggi vuol dire difendere un territorio, e noi oggi siamo qui per raccontare del nostro territorio, per parlare del nostro territorio che è fatto di aziende, è fatto di economia, è fatto di produttività. E oggi la vostra presenza significa vicinanza ad un territorio, vicinanza alle aziende che lo raccontano nella storia. Questo è un consorzio nato, abbiamo sentito, nel 71 prima, quindi ha 50 anni, quindi 5 decadi, è una storia molto importante, quindi una storia che racconta tradizioni, provenienze culturali, che racconta un passato che oggi deve andare difeso e protetto. L'incontro oggi con il Ministro sarà particolarmente significativo perché noi al Ministro chiederemo di difendere questo prodotto, di difenderlo con i fatti. Oggi la grande distribuzione sta invadendo l'economia che è un'economia globale, ma noi dobbiamo difendere anche i negozi di vicinato e quindi le produzioni agricole locali, che sono le più importanti, che sono il cuore pulsante dei nostri territori. Per cui i lavori proseguiranno, sarà una giornata ricca di contenuti. E io penso che parlare da qui del nostro territorio sia un modo per valorizzare ancora di più il nostro territorio. Ringrazio voi tutti, ringrazio anche il nostro Presidente provinciale della Coldiretti, Massimo Bressan, che anche lui con la sua presenza e con la sua vicinanza al territorio che ha da sempre dimostra che insomma è uniti istituzioni, associazioni di categorie, produttori, che si ottengono i risultati migliori e quindi quelli di valorizzare ciò che è la cultura del nostro Paese. Per cui grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Adesso direi di passare subito la parola al Presidente del Consorzio Attilio Fontana, che ci dirà di questi 50 anni del prosciutto Veneto DOP, e credo che questo sia una delle considerazioni veramente importanti di attenzione nel territorio rispetto ai nostri prodotti, che sono prodotti di qualità e che sono quelli che poi danno il lavoro, l'attenzione e la vicinanza a ognuno di noi, ai nostri cittadini, alle persone in modo particolare, ma quella che è la nostra storia, che è la terra, e quello che ne consegue nella vita. Senza il lavoro della terra non ci può essere chiaramente la vita, il prodotto e tutto quello che ne consegue. Al Presidente Attilio Fontana la parola, grazie. Se vuoi andare nel podio, nel podio, vai, però ti metti, facciamo tutta la procedura e così chi ci vede non può dare considerazioni diverse. L'attenzione, vai. Questa è la parte, vai. Mettila, 1, 2.
insieme. Grazie senatore De Poli, autorità, colleghi, collaboratori. Mai ci saremmo aspettati di celebrare i primi 50 anni di attività di tutela del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP nella sede, e ieri sera anche in presenza, della seconda carica istituzionale del nostro Paese. Per noi è motivo di orgoglio rappresentare questo traguardo, o meglio, questo nuovo punto di partenza, che si identifica con la volontà di fare dei soci fondatori, che hanno voluto il 10 giugno del 71 a Montagnana superare il campanilismo legato alle proprie tradizioni e senza tema di disperdere il patrimonio hanno saputo fare squadra creando le premesse che portarono dapprima alla legge di tutela numero 628 del 4 novembre 81, quindi sono 40 anni anche da questa legge, della prima legge di tutela, e all'ottenimento poi della denominazione di origine protetta con il regolamento CE 1107 del 12 giugno del 96, in pari dignità con i più prestigiosi prodotti della gastronomia continentale, assieme ai quali si ottenne il primo riconoscimento di prodotto tutelato dalla Commissione europea. La scelta del nome fu fortemente condizionata dalla politica, che l'anno precedente vedeva la nascita delle regioni nella loro pienezza istituzionale. Fu quasi una scelta obbligata a chiamarlo Consorzio Veneto per la tutela del prosciutto Berico Euganeo, sintetizzato poi in prosciutto Veneto Berico Euganeo. La nuova revisione del disciplinare di produzione, attualmente al Ministero delle Politiche Agricole, fra le altre modifiche di carattere tecnico, prevedrà la sola e più semplice denominazione prosciutto Veneto DOP e ci consentirà di identificare con maggiore immediatezza il nostro prodotto. Non a caso allora fu chiamata proprio una figura politico-istituzionale, come ricordava il senatore De Poli, a ricoprire per la prima volta la carica di presidente dell'organismo. E fu proprio un membro di quest'Aula parlamentare, il senatore Fernando De Marzi, all'epoca sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Industria del terzo governo Rumor. Il Consorzio raggruppa oggi 10 aziende, di cui 7 a carattere artigianale, che rappresentano il 100% dei produttori e di tutta la produzione tutelata. La particolarità del settore di attività e soprattutto l'ingente impegno finanziario necessario a mandare avanti questa tipologia di imprese ha purtroppo mietuto delle vittime nel corso degli anni. Ma l'eccellenza delle produzioni ha permesso che quasi tutti i marchi aziendali si perpetuassero in nuova vita sotto la guida di nuove proprietà. Una millenaria tradizione ci dice che era innata consuetudine conservare la carne mediante la salagione, consuetudine che si è tramandata nel tempo a livello familiare addirittura nei tempi moderni. La svolta industriale, sia pur con dimensioni artigianali, iniziò nel 1837, quando a Noventa Vicentina prese forma il primo vero e proprio prosciuttificio. Da fine Ottocento al periodo del primo dopoguerra nacquero e si svilupparono gran parte delle altre imprese di lavorazione e stagionatura, insediate in quella che poi venne tradizionalmente definita come area di produzione. La porzione di pianura ricompresa fra i Monti Iberici e i Colli Euganei, riconducibile amministrativamente oggi a 15 comuni dei lembi meridionali delle province di Padova, Vicenza e Verona. Vanta un microclima adatto all'ottimale stagionatura di questo piccolo gioiello della tradizione alimentare italiana. Le prassi produttive del prosciutto veneto, sia pure con l'ausilio di moderne tecnologie, rimangono fortemente ancorate alla tradizione e non prevedono alcun tipo di conservante ad eccezione del sale. E proprio in un'ottica salutistica, di esigenze dei consumatori e di difesa da possibili incombenti imposizioni comunitarie sull'etichettatura, la modifica più significativa sul disciplinare di produzione prevedrà una riduzione consistente della quantità di sale, peraltro già ampiamente effettuata e sperimentata dai produttori, e il corrispondente aumento dei mesi di stagionatura. In perfetta sintonia con il comune sentire e con le nuove esigenze anche di ordine etico che emergono giorno per giorno nel panorama internazionale, il Consorzio del Prosciutto Veneto si impegnerà, assieme agli altri consorzi di tutela italiani di prodotti DOP IGP, gran parte dei quali riuniti in Origin Italia, a garantire una produzione che tenga conto sempre di più della sostenibilità ambientale ed economica di tutta la filiera, rispondendo anche concretamente alle rinnovate e giustificate richieste di un sempre maggior rispetto del benessere degli animali da reddito. Il nostro impegno di appassionati prosciuttai, mi si passi questo termine che ormai non è nemmeno più un neologismo, si intensificherà ancora di più
consapevoli delle difficoltà sempre maggiori di questo nostro lavoro, che avrà di fronte un cambiamento nelle abitudini alimentari che certamente non sarà a noi favorevole. Cercheremo in tutti i modi di fare squadra, non solo per far conoscere sempre di più il nostro prosciutto, ma anche e soprattutto per valorizzare il connubio prodotto-territorio, avendo la disponibilità di splendidi borghi ricchi di un patrimonio storico monumentale senza pari. Pensiamo solo alle città murate e alle ville del Palladio che sono presenti all'interno dell'area di produzione e di un contesto naturale unico per la sua bellezza, i Monti Iberici e i Colli Euganei. A nome di tutti i produttori e collaboratori del Consorzio, rinnovo i ringraziamenti per questa grande opportunità che ci è stata offerta. In particolare ringrazio il senatore De Poli che ha voluto questo evento, il vicepresidente della provincia di Padova, architetto Gottardo, la Camera di Commercio di Padova e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, qui rappresentata dal dottor Melato, per il loro sostegno all'iniziativa editoriale che chiuderà e documenterà questo 50° anniversario. Un grazie al Dipartimento Daphne dell'Università degli Studi di Padova, che ha concesso il patrocinio, oggi rappresentato dai professori Luigi Gallo e Stefano Schiavon, ad Origin Italia, AICIG, con la presenza del direttore generale Mauro Rosati. Saluto il nostro ente di certificazione IFCQ, nelle persone dell'amministratore unico, dottor Ludovico Picotti, e del responsabile di prodotto DOP IGP, Michele Leonarduzzi, il sindaco di Montagnana Giampaolo Lovato, le autorità presenti, il vicepresidente di Confartigianato Padova Gianluca Dallaio. Consentitemi infine un pensiero di gratitudine a chi nel Consorzio mi ha supportato nell'iniziativa. I consiglieri Paolo Colognese di Kings, Diego Guerriero di Prosciuttificio Ducale, i soci Barbara Visentin di Prosciuttificio Soranzo, Giorgio Varocco di Prosciuttificio Crosare, Gianfranco Iazzetta di Prosciuttificio Boselli, Pierluigi De Battisti di Salumificio Brianza, i divisori di conti, dottoressa Fabia Gemmo, dottoressa Giorgia Busolo, la segreteria amministrativa con Paola Moro, i collaboratori esterni, dottor Damiano Girotto per gli affari legali e Roberto Donolato di Mark & Co per la nostra comunicazione e il nostro marketing. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Adesso direi di dar la parola a Gianluca Dallaio, che è il vicepresidente di Confartigianato Padova. Prego. Grazie senatore. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto a nome di Confartigianato Padova per l'importante invito che abbiamo ricevuto, che rappresenta per noi una grande soddisfazione e un onore. Vorrei ringraziare in primis il senatore Antonio De Poli, Attilio Fontana, Presidente, e tutti i produttori del prosciutto presenti e che fanno parte del Consorzio. In questi anni abbiamo sentito spesso parlare di reti d'impresa e di quanto l'unione possa essere determinante per guardare al futuro con maggiori strumenti per affrontarlo. Mentre ancora molti ne parlano, chi ne parlava, c'era chi da anni stava attuando già queste strategie. Il Consorzio del Prosciutto Veneto DOP rappresenta senza dubbio uno straordinario modello di rete d'impresa che si uniscono con la consapevolezza che insieme si hanno più possibilità di affrontare la sfida del mercato. Credo che il Consorzio abbia percorso i tempi, non solo perché è riuscito a mettere insieme anime diverse per un unico obiettivo, ma perché lo ha fatto sulla base di un termine che 50 anni fa non esisteva, ma che oggi stiamo imparando ad utilizzare con sempre maggiore padronanza: sostenibilità. Secondo la definizione della FAO, l'alimentazione sostenibile è quella che ha un ridotto impatto ambientale e allo stesso tempo soddisfa le linee guida nutrizionali, è economica, accessibile e culturalmente accettabile. Mi sembra che la lunga tradizione di un alimento come il prosciutto veneto, DOP, interpreti perfettamente questo modello di prodotto a chilometri zero, realizzato nel rispetto del territorio, anzi, io vorrei sottolineare con la valorizzazione del territorio, con materie prime di qualità e soprattutto, come già qualcuno mi ha anticipato, in modo essenzialmente artigianale. Per artigianale molte volte o si intende qualcosa di assoluta eccellenza oppure si intende qualcosa che qualcuno si arrangia nel garage di casa e produce artigianalmente qualcosa. Qui siamo riusciti ad avere un prodotto di grande qualità, prodotto dalla sapienza e dalla tradizione
perché io so che molti prosciuttifici sono da 50 anni consorziati, ma possono vantare 100 anni di storia nelle loro aziende, e chi non ha 100 ne avrà 70, e vengono da una lunga tradizione artigianale. Il fatto di essersi consorziati non solo, ripeto, ha precorso i tempi, ma deve essere per tutti, e per tutti gli altri settori, intendo sia alimentari che di altre categorie economiche, deve far capire che questo è l'unico modo per valorizzare il territorio assieme alle imprese che lo praticano. La nostra associazione è da sempre in prima linea nella difesa della produzione artigianale di qualità. Produrre artigianalmente significa essere attenti alle materie prime, controllare ogni fase di realizzazione del prodotto finito e garantire ai consumatori alti livelli qualitativi. Tutta questa attenzione è naturalmente importante in tutti i tipi di lavorazione, ma diventa strategica quando parliamo di alimenti. Per questo sosteniamo e vogliamo continuare a sostenere l'impegno dei produttori del prosciutto Veneto DOP, la crescente attenzione dei consumatori all'acquisto di cibi salutari è sempre più evidente anche negli scaffali dei supermercati, affollati più che nel passato di prodotti cosiddetti artigianali. In realtà non sono artigianali, ripeto come dicevo prima, perché prodotti in casa o in garage, sono prodotti con l'arte che è tipica dell'artigianalità e che credo stia distinguendo anche il nostro paese rispetto ad altri paesi che tentano di fare concorrenza anche imitando in tutti i modi questi prodotti. Le tendenze di mercato danno dunque ragione a chi da sempre opera puntando alla qualità, e questo è certamente il caso dei nostri prosciuttifici, che mettono al servizio dei consumatori storia, professionalità e tradizione. E una cosa che vorrei sottolineare è il valore economico che il consorzio del prosciutto Veneto DOP produce, grazie per esempio all'organizzazione della famosa Festa del Prosciutto. Da molti anni rappresenta uno degli eventi più apprezzati e frequentati del territorio e genera, parlando in soldoni, un indubbio valore per l'intero indotto, dalle aziende dell'artigianato di servizio a molte altre realtà che operano nel montagnanese e non solo, direi. È giusto e doveroso dunque ricordare una ricorrenza importante come il 50° anniversario della nascita del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP e lo straordinario lavoro che questo ente ha fatto per la promozione dell'artigianato. Io rinnovo i miei ringraziamenti ai produttori del prosciutto, a chi porta avanti queste tradizioni, e spero che saremo qui a festeggiare ulteriori date. Adesso non vorrei mettere un 50 anni, spero che diventi una tradizione decennale, che festeggeremo i 10 anni, e ringrazio ancora tutti per l'ospitalità e per la splendida giornata. Grazie a tutti. Grazie a Gianluca Dallaglio. Direi di passare la parola a Franco Conzato, direttore di Venix Promex. Prego. Grazie Antonio. Innanzitutto un ringraziamento al senatore De Poli per questo invito che, devo dirvi, avvicina le istituzioni al mondo produttivo. Anche questo non è scontato e ogni qualvolta esistono situazioni come queste è bene apprezzarle anche da parte delle imprese. Io non vorrei entrare, perché è già entrato bene Attilio Fontana e anche Dallaglio sul tema del prosciutto, diciamo in senso stretto, però mi piacerebbe sottolineare un aspetto che a volte magari non è che sottovalutiamo, però è bene evidenziarlo. Non so, se noi prendiamo in esame il Veneto, noi vediamo che ha una, diciamo, ricchezza geomorfologica pazzesca. Noi abbiamo le lagune, le montagne, i mari, i laghi e così via. Beh, questo lo abbiamo anche sui prodotti. E la biodiversità nei nostri prodotti, e il prosciutto Veneto DOP, speriamo che sia l'ultimo nome dopo la lunga fila, ne rappresenta un elemento di qualità. Dico questo perché questo brand, e oggi qui stiamo parlando del prosciutto, diventa un driver molto importante per la parte della questione turistica. Perché se prendiamo in esame alcuni dati, ad esempio degli studi della World Food Travel Association, ti dicono che il 92% dei turisti hanno esperienze enogastronomiche. Ed è evidente che noi nel Veneto in modo particolare abbiamo veramente delle grandi opportunità nel campo della biodiversità, e Montagnana da questo punto di vista, e tutti i comuni che prima sono stati indicati dal senatore De Poli, io direi che questo è un asset che dobbiamo assolutamente cavalcare, ed è il motivo per il quale la Camera di Commercio di Padova, e con l'occasione vi porto i saluti sia del Presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono che del Presidente di Union Camera del Veneto Mario Pozza, che vi salutano e sono diciamo spiritualmente presenti
politica con noi, ed è questo il motivo per il quale noi da sempre siamo stati vicini al consorzio del prosciutto. Prima è stata citata la festa del prosciutto che veniva fatta a Montagnana, aggiungo a questa in cui eravate presenti anche la Padova Food Week che abbiamo fatto, laddove avevamo 40 operatori stranieri che sono venuti a visionare i nostri prodotti facendo il tradizionale B2B e dove era rappresentato anche il prosciutto veneto DOP. Queste sono tutte occasioni che ci hanno consentito di praticare quello che è stato indicato anche da Dallaglio prima, e cioè questa valorizzazione del territorio, perché se c'è una cosa dove siamo forti in Italia e in Veneto in modo particolare è proprio su questa capacità di avere la biodiversità. Non è vero che i prodotti sono omologati nel mondo, cioè non è che andiamo tutti a McDonald's, e invece si sta dimostrando questa grande novità. Su questo bisogna però vedere qual è la nuova figura del turista e come si approccia al mercato, come viene a visitare Padova piuttosto che il Veneto. E tra le cose che sono sempre più apprezzate, come rivolgo ai produttori del prosciutto, ci sono le visite ai luoghi di produzione. E questo è un altro degli aspetti importanti, magari 10 anni fa non lo prendevamo in considerazione, oggi può essere un asset importante, perché far vedere dove viene prodotto il prodotto è un elemento di ulteriore valorizzazione. Poi si va verso i ristoranti gourmet, c'è anche la capacità di acquistare cibo presso food truck e poi partecipare ai cooking class tipo quelli che abbiamo fatto noi con Padova Food Week. Ecco, sono tutte situazioni diverse nei quali anche i produttori, oltre che a coloro che poi vendono il prodotto, possono svolgere la loro parte. Anche perché il sito di studi che stanno un po' definendo i turisti, come si comportano, ovviamente noi lo vediamo da un punto di vista enogastronomico, abbiamo il cosiddetto turista gourmet, quello raffinato, quello che vuole un'esperienza sofisticata fatta in un certo modo. Poi abbiamo i cosiddetti foodies, quelli li chiamo i commissari, quelli alla Masterchef, quelli che vanno continuamente vanno magari a mangiare, non te lo dicono, ma poi prendono gli appunti sul blocchetto e poi fanno magari nei social, visto che adesso abbiamo i social, e ti danno delle osservazioni. Poi il turista enoculturale, che è quello che invece va più alla ricerca della situazione e della dimensione antropologica del territorio. Anche questo, vedete, bisogna tenerlo presente nel momento in cui noi facciamo la nostra offerta. E da ultimo, qua mi rivolgo a Bressan, il turista chilometro zero. Il turista chilometro zero è quello che dice: vado a Montagnana perché so che lì viene prodotto il prodotto e su questo posso vivere finalmente anche la sensazione di dove viene fatto questo. Io su questo consentitemi una cosa, una osservazione, una riflessione più che un'osservazione. Noi dobbiamo però imparare ad amarci un po' di più. Mi spiego. Vale sia nel settore del vino, vale nel settore del prosciutto, cioè i primi ambasciatori dei nostri prodotti dobbiamo essere noi. Quindi quando noi andiamo nei locali, nei ristoranti, nelle trattorie, dobbiamo chiedere la roba nostra e dobbiamo anche essere orgogliosi. Dico solo i francesi per far capire che quelli, sono maestri su questo. Noi dobbiamo acquisire questa consapevolezza che abbiamo dei prodotti eccellenti che ci invidiano nel mondo, ma che magari noi stessi a volte non siamo in grado di apprezzarne fino in fondo la qualità, ma soprattutto non ci mettiamo noi per primi a venderlo. Quindi ecco, questo è un messaggio a mio avviso importante che noi dobbiamo acquisire al nostro interno per poter poi essere i primi ambasciatori. Ultima considerazione, perché non voglio portare via ulteriore tempo, lo dicevo prima, qualcuno mi chiedeva perché ho detto che è importante l'invito del senatore De Poli oggi qui al Senato della Repubblica, perché qua mi rivolgo a Fontana. Io penso che il prodotto, così come viene prodotto, è assolutamente competitivo nel prezzo e nella qualità fino al cancello della bottega. Nel momento in cui esce dal cancello, allora entra nel sistema e il sistema Italia non sempre è performante, perché allora hai problemi di costi energetici, hai problemi delle infrastrutture e hai altri problemi. Allora, cos'è che dobbiamo fare noi? Ed è quello che la Camera di Commercio, il sistema delle associazioni di categoria, la Confartigianato e quant'altro, e le istituzioni, ribadisco oggi la presenza qui, noi dobbiamo far sì che le eccellenze delle singole imprese siano accompagnate anche dall'eccellenza del sistema. Perché qui da soli non si vince la sfida, dobbiamo lavorare tutti assieme. A me fa piacere vedere i docenti universitari, perché l'università è un altro degli elementi indispensabili, perché altrimenti da soli non ce la fa. Bisogna contaminarsi tra di noi, l'aspetto accademico con l'aspetto produttivo, e direi che incontri come questi hanno e possono raggiungere questo obiettivo, quindi riuscire a far sì che a questi bravissimi 10 produttori affianchiamo anche un'eccellenza del nostro sistema. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a Franco Sconzato e mi aggiungo anch'io
all'importanza oggi di avere il patrocinio dell'Università di Padova, perché credo che questo sia una considerazione altrettanto importante da un punto di vista istituzionale, perché significa, e lo andremo a vedere oggi pomeriggio, significa che il consorzio, il nostro prodotto, ha anche un'attenzione di ricerca e di studio di una delle università più importanti d'Italia al mondo. E credo che questo dia la qualità rispetto al percorso che si sta facendo. Proprio per questo motivo vorrei, insieme anche a ringraziare, che dopo li vedremo, anche il consorzio dei vini DOC di Merlara e DOC dei Colli Ugani, che oggi con noi faranno parte di questi 50 anni, di festeggiamento dei 50 anni, assieme anche con la pasticceria Favalli di Montagnana. Ecco, quindi si è messo insieme anche altri prodotti locali fondamentali, prodotti DOC che sono sempre con marchio di qualità, e credo che questo sia un aspetto importante dei nostri territori. Attenzione, vicino ai nostri cittadini, vicino alla nostra terra, per far sì che il prodotto sia il miglior possibile rispetto a un percorso di vita sana e di qualità della vita. E credo che questo sia il perché di oggi siamo tutti riuniti qui da noi al Senato della Repubblica. Se ci sono delle domande da parte di qualcuno, se no direi, se non ci sono domande, se ci sono altre integrazioni, direi di ringraziare ancora una volta tutti i presenti qui in questa sala e anche gli altri amici che sono nelle altre sale che ci stanno seguendo via internet in collegamento con noi. E adesso, se abbiamo finito, vi ringraziamo tutti e cominciamo a fare una visita al Senato, che adesso ci accompagneranno per fare la visita, e poi faremo tutto il resto, il percorso della giornata. Grazie ancora e buona giornata a tutti e benvenuti qui al Senato. Se ci alziamo...